La linea più dura non la decide la politica, ma i numeri, questo maledetto virus. Io in Sicilia ho istituito 5 zone rosse, sono scelte sofferte, mediate, dolorose, per alcuni aspetti, ma inevitabili. Abbiamo bisogno di fare appello al senso di responsabilità individuale e collettiva. A dirlo è stato il governatore siciliano Nello Musumeci a proposito dell'ipotesi di un nuovo lockdown. Musumeci ha ribadito che con questa emergenza dobbiamo convivere, non sappiamo se per un anno o due. È un'emergenza strutturata. Sono convinto, prosegue, che dobbiamo trovare una linea d'intesa e sintesi con Roma. Linea d'intesa che si traduce nelle parole di Musumeci in una maggiore attenzione al ruolo delle regioni. Nessuno meglio dei presidenti delle regioni conosce la realtà locale. Il governatore ha poi ribadito l'appello lanciato già ieri ai prefetti perché siano intensificati i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid. È finito l'effetto paura, ha detto, e quindi non c'è più paura. Ognuno si sente libero di comportarsi come meglio crede, quasi a voler sfidare il destino. Un atteggiamento, prosegue, irresponsabile che deve essere rintuzzato da un'azione severa. Non servono 1000 sanzioni, ne bastano 10 pesanti per poter diventare un deterrente. Vedo poco impegno da parte delle prefetture. Per Musumeci, se si intensificasse l'azione di prevenzione e quindi sanzionatoria da parte delle forze dell'ordine, basterebbero alcuni esempi eloquenti perché ognuno si possa mettere con due piedi in una scarpa. Serve un senso di responsabilità collettiva e individuale, ma le norme ci sono per essere rispettate, altrimenti è inutile, conclude, fare ordinanze.